Poi, all'ora di pranzo, ripartivano alla volta di villa per una visita alla pieve di San Martino, che è la ragione del mio nome. In quella chiesa da piccolo mi divertivo a saltare con un piede solo sulle lastre di marmo dello stesso colore, finché mia madre, con un dito sulla bocca a dirmi silenzio, non mi portava per mano a recitare l'Angelo di Dio in ginocchio sulla panca. Per chiudere, il pranzo all'osteria di fronte. Non c'è mai stato verso di cambiare posto, neanche quando, negli ultimi anni, la cucina e l'ambiente si erano fatti un po' troppo sofisticati per i gusti di mio padre. Tutto sapevo di quelle domeniche sempre identiche, meno che quella fosse l'ultima e che al solito tavolo per due non sarebbero arrivati a sedersi. Quante volte mi avevano costretto a quel rito e chi ero io allora, oltre a un brufoloso liceale che se non usciva a ubriacarsi da Guido restava in casa a tradurre Truman Capote anche la notte di Capodanno? C'è ancora un nesso tra quel che ero e quel che sono? E tra loro due? Erano ancora mia madre e mio padre o erano una coppia di settantenni come tante altre che sopravvive al mondo e a se stessa con silenziosa dignità, aggrappandosi come un albero alla certezza di una radice che per loro si chiamava Ampezzo? Lì erano nati, lì si erano conosciuti e sposati, lì avrebbero voluto che rimanessi anche io. È un vero piacere salutare il vincitore dell'edizione del 2022 del premio letterario del Friuli Venezia Giulia, I racconti dei luoghi e del tempo. Faccio complimenti a Marco Balzano che ha vinto il premio letterario e saluto tutti i partecipanti a questa manifestazione. 3 anni fa, come amministrazione regionale, insieme a Pordenone Legge, abbiamo deciso di istituire questo premio proprio per valorizzare la letteratura abbinata al territorio, al nostro territorio, quello del Friuli Venezia Giulia. Quest'anno il romanzo L'estate della neve è ambientato in Carnia, un luogo bellissimo, particolare, caratteristico della nostra regione e sono contento che se lo si possa raccontare in un'opera di questo pregio e lo si possa far conoscere a livello italiano attraverso un racconto. Il valore aggiunto che proprio il premio garantisce è divulgare l'essenza dei territori, che non è semplicemente una vetrina, non è semplicemente una fotografia, ma è il racconto di persone, il racconto di storie ambientati nei luoghi bellissimi del Friuli Venezia Giulia. Ricordo che questa è la 3ª edizione, dopo Aquileia, raccontata da Valerio Massimo Manfredi e Udine, città del Tiepolo, protagonista della narrazione di Melania Mazzucco, oggi appunto è la volta della Carnia. Balzano racconta questo paesaggio, anche un paesaggio ruvido, un paesaggio caratteristico, un paesaggio molto sviluppato nel senso di comunità che lo caratterizza. Il protagonista di questo libro non vive un retorico ritorno alle radici, ma conquista pagina dopo pagina la consapevolezza di un'appartenenza, l'appartenenza a una terra, l'appartenenza a una comunità, un'impronta indelebile che quel territorio ha lasciato nella sua vita. Ecco allora che attraverso il racconto si contribuisce a illuminare le peculiarità di un territorio, le peculiarità di una comunità. Grazie quindi a Marco Balzano, alla Fondazione Pordenone Legge e a tutti i partecipanti di questo momento dove verranno approfonditi i temi che hanno ispirato l'Estate della neve. Buona lettura a tutti. Marco Balzano conosceva già il Friuli Venezia Giulia, conosceva già la Carnia e ci ha trascorso comunque un discreto periodo di tempo ed è anche tornato di recente ed è questa la cosa che mi ha fatto più piacere in fondo. E ci ha raccontato la Carnia da un punto di vista di persona che la conosce ma che non la vive e non l'ha vissuta. Mi viene in mente
una frase di Alda Merini che diceva che apprezza molto le persone, che apprezzava molto le persone che sceglievano con cura le parole da non dire. La trovo calzante per quanto mi riguarda, perché io sono 5 anni che sto cercando con cura le parole da non dire e sono prossima finalmente al poter dire tutto ciò che penso. Ecco, Balzano è stato bravo perché invece ha scartato questo modo di pensare e di essere politicamente corretti e ha detto quello che pensava, ha scritto, ha raccontato quello che pensava e che pensa, che sono cose positive. E ci sono anche gli aspetti che sono meno positivi, evidentemente, non può essere tutto bellissimo. A noi basta che sia tutto bello. Andiamo avanti così con questo percorso di raccontare la regione Friuli Venezia Giulia attraverso gli occhi e le parole di chi non vive in Friuli Venezia Giulia ma viene a scoprire o a ritrovare il Friuli Venezia Giulia. Mi auguro che la prossima volta colui o colei che mi succederà orienti la bussola su Pordenone e sul pordenonese, essendo io pordenonese. Non l'ho fatto in questi anni perché sarebbe sembrato troppo di parte. Ecco un'altra cosa, tipo le parole che non si devono dire. E però arriverà qualcuno che lo farà e quindi sono confidente e aspetto le prossime puntate del Premio Letteratura Friuli Venezia Giulia. Il mio rapporto col Friuli Venezia Giulia nasce banalmente con Trieste, che è una città che amo profondamente e che è a mio avviso tra le più belle d'Italia, perché il mare che finisce in una piazza non è cosa da tutti, e perché avevo una fidanzata a Trieste e girare per locali triestini la sera è un ricordo molto molto bello. Credo che sia un territorio di cui si parla ancora fin troppo poco e con il quale dal punto di vista storico non si sono fatti ancora bene i conti. Il rapporto col Friuli Venezia Giulia, il mio, non finisce con Trieste, perché il bello dei libri è che ti portano a incontrare molte persone, quindi c'è Pordenone Legge con cui siamo amici da anni e che ha creato necessariamente non solo la comunità che tutti conoscono, ma anche per me un'affettività e un'appartenenza. E c'è la Carnia, dove ci sono tornato molte volte, sempre per questioni di libri, di incontri con le scuole e via dicendo, tanto da ambientarci il racconto. Il racconto, che si intitola L'estate della neve, è un racconto che parla di memoria. Il protagonista del racconto, che si chiama Martino, ha 46-47 anni e è nato ad Ampezzo, dove ha passato fino agli anni del liceo la vita coi genitori, prima di trasferirsi a Milano per fare il traduttore. Martino riceve, mentre sta traducendo, una telefonata alla polizia stradale che i suoi genitori sono entrambi morti in un incidente. Lui è figlio unico, farà prendere la macchina così su 2 piedi e lo farà ritornare in Carnia. La memoria, credo che uno dei più grossi abbagli sia quella di intenderla come ricordo e semplice passato. Il passato è etimologicamente ciò su cui abbiamo già fatto dei passi e ci siamo lasciati alle spalle. Esistono delle parole che distinguono bene queste cose ed è importante forse tenerle a fuoco
per distinguere ciò che è prima di tutto urgente in una dimensione pubblica da ciò che invece va silenziosamente custodito nella nostra intimità. E questi sono i ricordi, ad esempio, che sono un'altra parola ancora, quindi ciò che ci ritorna al cuore e che indica di per sé una sfera personale. Credo che questo sia un incrocio tra ricordi e memoria, intendendo la memoria come etimologicamente andrebbe intesa, cioè come progetto. La parola deriva da un verbo che è uguale sia in greco che in latino, che vuol dire progettare. Quindi la memoria è io ce l'ho solo nel momento in cui so progettare il racconto e so passarla a qualcuno. E necessariamente questa memoria deve riguardare qualcosa di irrisolto nella nostra dimensione pubblica. Io credo che il Friuli Venezia Giulia, oltre a un paesaggio nudo, dritto e fortemente simbolico, abbia questa memoria, cioè abbia in sé questo progetto di racconto che deve essere ancora scritto, cioè ci sono dei racconti che devono ancora analizzarla e tirarla fuori questa memoria. Io, e lo dico, mi sbilancio a dirlo a favore di telecamera, è una cosa che ho in mente di fare anche nel prossimo romanzo. Il premio Friuli Venezia Giulia, il racconto dei luoghi e del tempo, ha lo scopo appunto di valorizzare un'area della nostra regione e facendola raccontare a un autore che viene scelto da una giuria appunto tra quelli più rappresentativi oggi secondo il parere della giuria in Italia. Devono essere non friulani perché l'idea né giuliani né triestini, perché l'idea è quella appunto di chiamare qualcuno che da fuori veda, come spesso succede, vedere da fuori si vede diversamente, che da fuori veda la nostra regione. E in modo che col suo sguardo appunto possa anche allinearsi allo sguardo di altri che da fuori appunto capiscono, intuiscono i valori, le cose belle, i paesaggi, le storie appunto della nostra regione. La giuria quest'anno era formata dal presidente Massimiliano Fedriga, dall'assessore alla cultura Tiziana Gibelli e da noi tre componenti di Pordenone Legge, Valentina Gasparetta, Alberto Gardini e sottoscritto Gianmario Villalta. Quello che è stato poi l'orientamento dell'area di interesse è stata la Carnia, quello che è stato il tempo è stato la contemporaneità. E Marco Balzano appunto ha scritto L'estate della neve, nel quale racconta la storia di un ritorno. Protagonista Martino Pozzi vive a Milano, città della grande editoria, e un giorno gli arriva una telefonata, è costretto a tornare alle montagne della Carnia e la polizia l'ha avvertito della morte dei genitori. Il lutto lo spingerà a chiudersi nella loro casa cercando di cicatrizzare l'incomprensione del passato o almeno a provarci. Certo, molti sono i nodi rimasti sospesi e che non si possono sciogliere del tutto. Ma arrivano interrotti ricordi, arriva una vicenda familiare che era stata da lui troppo distrattamente messa da parte, preso dagli impegni e dalla vita propria, e poi la forza evocativa e simbolica dei luoghi stessi che gli stanno intorno con il loro fascino dimesso. Lo porteranno appunto protagonista sull'orlo, sulla soglia di una decisione che potrebbe cambiargli la vita. Bello di questa storia è che non c'è retorica, non c'è il pathos delle radici, non c'è nostalgia, ma sono le cose di ogni giorno, i piccoli oggetti che accendono memoria, la vita stessa di paese, a dettare con la loro presenza le scelte o la mancanza di scelte anche del protagonista. Come fossero un continuo sedimento che granello dopo granello restituisce il germoglio di un ritrovato senso di sé.
Il protagonista di questa storia è un uomo di mezza età, non ha ancora 50 anni, a cui a un certo punto ci ribelliamo alla dittatura dello spoiler, anche perché accade nelle prime righe, a un certo punto perde i genitori in un incidente, è figlio unico e quindi di colpo quel mondo tenuto in vita dai genitori, dove è vissuto anche lui, passa immediatamente e simultaneamente nelle sue mani. Che cosa c'è nella memoria degli altri? Che cosa c'è in una casa, in un cellulare, in un computer, nei cassetti, nelle dispense? Se tutto diventa nostro di colpo, quella memoria lì noi siamo continuamente tentati di andare a leggerla per cercare di capire meglio chi erano queste persone, anche se sono stati i miei genitori, e per cercare di non interrompere del tutto quel dialogo che avevamo con loro, pur tra mille difficoltà, e che invece è stato brutalmente interrotto dalla morte, che fa sempre in modo sistematicamente che i discorsi non siano mai finiti, che fa pensare con insistenza a quante cose ancora avevamo da discutere e da chiarire anche, perché lui viene da un rapporto conflittuale con i genitori. Lui, uomo di città, se n'è andato a Milano dopo essere cresciuto ad Ampezzo e i genitori rimasti lì. Dunque mi interessava, diciamo così, non tanto creare la solita dinamica appunto del ritorno, delle radici. Questa è una retorica che stanca, forse tra quelle che mi stancano di più sono quelle sui giovani d'oggi, prima, poi dopo viene immediatamente questa, e quindi mi interessava il suo ritorno obbligato, perché che cosa fai? Vai dai tuoi genitori, vai al funerale dei tuoi genitori, ti devi occupare di quella casa, ti restituiscono i cellulari che sono dei pezzi di mondo e di vita, ti ritrovi quella casa in cui da anni e anni tu non vivi più e provi all'inizio con insistenza e poi con scetticismo anche solo verso te stesso a cercare di capire qualcosa di più di tutta questa distanza che si era accumulata tra voi. Questo inevitabilmente contempla un ripercorrere i luoghi, in questo caso della Carnia, gli spazi della casa, i ricordi nel senso più intimo. La memoria ci interessa e interessa uno scrittore non nel momento in cui è una collana da sgranare o un suppellettile personale ricevuto in regalo anni fa, ma è una parte dolorosa con cui necessariamente dobbiamo fare i conti, con la certezza, disarmante e consolante insieme, che i conti non torneranno mai fino in fondo, ed è proprio per il fatto che i conti non tornano mai fino in fondo che continuiamo a parlarne e a raccontarci storie. Ecco quello che succede in questi giorni, ci dice Martino Pozzi, si sta ribaltando tutto, la memoria diventa terra arata, fatti e ricordi a richiamarli assumono altre dimensioni, significati inediti che resto inerme a guardare. La memoria come terra arata, una bella immagine, anzi bellissima, che rende la forza di un'appartenenza. Un lavoro di oggi per avere germogli domani, come se la memoria fosse l'humus stesso del futuro. Lo stesso quella sera mi sono alzato a cercare. Sono salito sulla sedia girevole. Quanta polvere su quel dizionario. Anzi, su tutto quel che rimaneva della mia libreria, piano piano smantellata da papà per il solo gusto di liberare spazio e tenere gli scaffali vuoti. Un allergico ci avrebbe lasciato le penne.
Mentre afferravo il volume ho sentito un frullo d'ali e mi è sembrato che la tortora fosse entrata in casa. Mi sono voltato di scatto. Mezzo giro a destra, mezzo a sinistra, un altro quarto a destra e sono caduto. 110 kg tutti sul ginocchio. Come si fa a sentire la solitudine quando cadi ed è buio? Ho prima bestemmiato, poi, con le mani premute sulle gambe, mi sono concentrato a convincermi dell'inesistenza del dolore. Infine, mi sono messo carponi a cercare sul vocabolario. Come se niente fosse. Ho allungato la mano per accendere il lume sul tavolino, che per poco non fracassavo. Ho ripreso a sudare, grondavo. Orfano. Forse cieco, forse privo di ispirazione, forse fanciullo. Mutazioni verbali che usavano i compilatori. In realtà irrazionali storpiature del tempo, di cui non se ne sa niente. L'ho chiuso con violenza, il ginocchio adesso pulsava più forte. Sul davanzale non c'era nessuno. Mi sono alzato claudicante. La definizione di orfano, la tortura immaginaria, la luce triste del lampione che dalla finestra entrava in soggiorno insieme al rumore dei grilli che frinivano oltre il cancello. Tutto questo mi è sembrato troppo da sopportare senza una birra. Me la sono bevuta a grandi sorsi, sdraiato sul pavimento del balcone, tirando profondi sospiri nell'aria blu. Probabilmente le spinte e gli impulsi in senso letterario, proprio di pulsione, di spinta che non passa dal linguaggio e dalla consapevolezza, spingono verso un futuro che, ancora per ritornare a Pasolini, è sviluppo più che progresso. Quello che è interessante, secondo me, è osservare che la parola memoria, io per lavoro non posso che partire dalle parole. La parola memoria è una parola di per sé carica di futuro, deriva da un verbo greco che vuol dire progettare, e progettare vuol dire gettare in avanti. Cioè noi dobbiamo toglierci dalla testa il più in fretta possibile, nella maniera più diciamo così totale possibile, l'idea che la memoria sia la contemplazione di un passato intimo o collettivo, perché quelli sono i ricordi, che etimologicamente sono ciò che ti ritorna al cuore. Ognuno ha i suoi e a volte non ha nemmeno senso condividerli perché non si è dentro l'intimità degli altri come nella nostra stessa, e quindi io mi commuovo a vedere la foto di mio figlio da piccolo, ma la foto di un altro bambino che non conosco probabilmente mi fa meno effetto. Siamo fatti così. Però la memoria è qualcosa, la parola ci sta raccontando, che è qualcosa che noi dobbiamo costruire, che ha in sé il seme della costruzione del futuro, perché è il progetto. La memoria è il racconto di quel passato che, non essendosi ancora risolto del tutto, di quel passato con cui cioè non abbiamo ancora fatto i conti, ossia di quel passato che è ancora una ferita aperta, chiede di essere rimesso al centro dell'attenzione e guardato con tutti gli strumenti, l'attenzione di cui siamo capaci. Dunque è questa la minaccia e il ricatto silenzioso, quello di essere spinto comodamente in carrozza in avanti, ma di dimenticare che la memoria è quell'avanti che tu ti porti dietro. Ridurla così, a un piccolo scrigno di suppellettili e bigiotterie è realmente pericoloso. C'è una ragione se tutti i dittatori si sono interessati di memoria, ciò che poteva essere raccontato e ciò che non poteva esserlo, ciò che doveva rimanere e essere discusso e ciò che andava eliminato. La memoria, il bello. Stalin ha scritto trattati di estetica, sembra strano, no? Da dire. Ciò che va conservato, la memoria del bello, la memoria storica, se lo lasciamo decidere agli altri diventiamo democraticamente più fragili, credo anche da un punto di vista strettamente esistenziale.
Il ritorno di Martino è ambientato tra due ambienti molto diversi fra di loro, che delineano una topografia spirituale, prima che fisica. C'è la città della grande editoria, Milano, sempre più commerciale, effimera, contro una carnia di verità semplici, di oggetti e luoghi quotidiani e di stratificazione d'affetto. Ma oltre che snodi simbolici del romanzo, la montagna e la pianura sono due stelle polari dell'intera opera di Marco Balzano, due centri di gravità che hanno determinato il suo percorso artistico e anche umano. Io sono nato a Milano e ho sempre vissuto qui, benché la mia famiglia abbia origini pugliesi, e devo dire che questi due luoghi, entrambi pianeggianti, Pianura Padana e Tavoliere, sono stati un po' il primo scenario, il primo orizzonte, il primo paesaggio che è entrato nelle mie storie. E questo inevitabilmente perché si parte da sé e si ha un bisogno il più profondo e il più accurato possibile di conoscere gli ambienti in cui poi noi facciamo vivere e diamo realtà ai nostri personaggi. Quindi senz'altro le prime storie hanno questa dimensione cittadina e questa dimensione di viaggio che riporta a una Puglia metafora di una terra originaria e anche di un mondo, quello novecentesco direi in genere, che ci siamo lasciati alle spalle forse troppo in fretta senza metabolizzare tutti i cambiamenti che si sono rincorsi freneticamente negli ultimi 25 anni. Poi a un certo punto è arrivata la montagna che, se devo dire la verità, è stato per me una sorta di scoperta esotica, perché non è qui, non è nella montagna che io sono nato, che ho vissuto, però l'impatto è stato determinante, verrebbe quasi da dire violento, perché Resto qui, che è in qualche misura il romanzo più conosciuto che ho scritto, ha incontrato la montagna per puro caso, perché ho sbagliato strada un mattino in cui ero in vacanza in Alto Adige con la famiglia, e sbagliare strada serve metaforicamente e fisicamente, e mi sono ritrovato di fronte non solo l'Ortles e le montagne che in Alto Adige non mancano, ma anche tutta quell'immagine del campanile che campeggia in copertina. Da lì, siccome il bisogno di conoscere profondamente i posti in cui far vivere i personaggi è fondamentale, richiede la stessa cura, che sia il tuo che sia non tuo, ho iniziato a viverla, a frequentarla e a studiarla. Quindi da un'ambientazione esotica è diventato un paesaggio interiore che mi è appartenuto sempre più, proprio in nome di questa conoscenza e di questa relazione che tu necessariamente devi stabilire con un posto che è al centro della tua storia. Adesso le cose sono cambiate perché la montagna è in qualche misura una parte di me proprio. Martino Pozzi ci appare all'inizio come un personaggio sradicato. Vive in una città non sua, ha un matrimonio fallito alle spalle, ma come traduttore si sente un cercatore di sentieri, un uomo affascinato per come da un gruppetto di parole simile a un grugnito nascano piste di parole che inaspettatamente deviano per sentieri sterrati. Cerca una strada e, tornato ad Ampezzo, nella casa dei genitori, sembra avvenire un nuovo radicamento ai luoghi della sua giovinezza. Che rapporto abbiamo fra attaccamento al luogo e desiderio di altrove? Come riusciamo a tenere cuciti insieme questi due bisogni? Certamente lo sgretolarsi
forse progressivo, magari silenzioso, ma ugualmente potente di alcune certezze alla luce delle crisi economiche, dei cambiamenti macroscopici come quello ambientale, perché no, degli equilibri politici, hanno fatto sì che ciascuno vivesse i suoi luoghi in una maniera più radicata. Aggiungiamoci la pandemia che ci ha messo di fronte a una sorta di radicazione forzata nelle nostre abitazioni, nei nostri luoghi, e che ha reso il nostro sguardo più miope, più corto, perché non poteva spingersi lontano. Senz'altro questo ha portato a un attaccamento maggiore, io credo, così a quegli spazi che ci appartengono. Nello stesso tempo, quando non hai una libertà di movimento il più possibile ampia o addirittura assoluta, inizi a vagheggiarlo un altrove, perché l'uomo è un animale che migra, che si sposta, è un animale che ha necessariamente bisogno dell'altro per costruire e verificare e rimettere in discussione ogni volta la sua identità. E quindi siamo forse diventati nello stesso tempo più stanziali e più desiderosi, a volte in maniera anche frustrata, di movimento e di cambiamento. Queste due cose sono difficili da tenere insieme, le ha tenute molto più insieme chi aveva gli strumenti e i soldi per poterlo fare. Il rapporto tra radicamento e memoria passa anche attraverso le diverse generazioni. Sarà proprio il figlio di Martino, Filippo, uno studente in partenza per l'Erasmus, a risvegliare il padre, con sobrietà e decisione, dall'indecisione in cui era caduto e a metterlo di fronte alla semplicità e alla ineluttabilità di una scelta. Perché il sentirsi parte di qualcosa non è solo nostro, ma è per natura condiviso, in un quotidiano patteggiamento con chi abbiamo vicino. Lui a un certo punto, Martino, il protagonista di questa storia, che fa il traduttore, che vive a Milano da spiantato, da single, in un mondo editoriale abbastanza in crisi, che da fargli tradurre i premi Nobel poi inizia a rifilargli i manuali di cucina, si avvita su se stesso e si perde nella casa dei suoi genitori, nel tentativo di ridare un ordine, una forma e quindi un significato a quella memoria, a quel rapporto così traballante, e che comunque, come tutti i rapporti, più sono stretti più li diamo per scontato, no? Evidentemente. A un certo punto dice che torna a casa e non torna a casa, perché è estate, perché vuole continuare a scavare, e questo scavare a un certo punto diventa prima pericoloso e poi inutile. Pericoloso perché si rischiano di dare delle interpretazioni arbitrarie sulla vita, in questo caso addirittura di chi ci ha messo al mondo, e arbitrario perché non c'è più la controprova. In tutto questo, siccome non torna a casa, lui è separato dalla moglie, hanno un figlio che vive con la moglie, un giovinastro di 16 anni circa, che inaspettatamente, a proposito delle retoriche sui giovani, che ci siamo particolarmente sciroppati, più loro di noi, in questi 2 anni, il ragazzo arriva a dirgli che cosa continui a stare qui, non ha senso questo continuare a scavare, le cose vanno accettate, quindi questa casa o ce la teniamo e diventa la casa della tua che era della tua infanzia ma che adesso è del tuo presente e diventa la tua casa di padre e tu mi insegni ad amarla, oppure te la togli dalle scatole, perché se ci stai qui solo per la memoria non ne verrai mai a capo. Lo dice a suo modo, col suo linguaggio e in maniera piuttosto nuda e dritta. Questo mi sembrava che desse più innocenza e più forza, che a volte sono
i veri contrappesi di un logorio di pensiero che dopo un certo punto non ci porta da nessuna parte. Ma torniamo allo sfondo del racconto, la Carnia. Nel racconto vediamo le sue montagne che incutono timore, il lago e la diga di Berzennis, Arta Terme, le osterie, e uno sfondo che si impone come una ruvida sincerità, una sobria gentilezza. Ogni scrittore, quando ambienta una storia in un luogo, lo deve sentire come una parte necessaria del proprio scritto. Nell'estate della neve, la Carnia sembra un personaggio, e come un personaggio ci sa parlare. La Carnia era interessante come ambiente perché io non posso dire di averla vissuta, però ci sono stato 3 volte, una per un premio, una per incontrare delle scuole, una per incontri vari di promozione libresca. Credo che fosse interessante perché è un territorio, come dire, nudo, diretto, dove il contatto o lo riesci a stabilire o resti in una dimensione vicina per uno come me all'estraneità. Io non ho e non so dire onestamente se ci sono entrato, però posso dire con certezza che non ci sono rimasto estraneo. E dunque l'idea di ambientare una storia che era nuda e cruda in un paesaggio che facesse da specchio mi è servito e mi ha aiutato molto, perché tutti i dintorni, quando lui ripercorre quella serie di esperienze date per scontato nell'infanzia, camminare in un bosco, andare in montagna, andare a vedere un lago, andare a mangiare fuori, tutte quelle esperienze gli ritornano alla memoria come forma di sottrazione che non potrà più essere colmata. Lui instaura col paesaggio un rapporto di specchio. Nudo e crudo è stato il fatto e nudo e crudo il paesaggio, in mezzo ci sono io. Da questo punto di vista è stata molto una fortuna come ambientazione ed è stato bello lavorarci, e devo dire la verità, io non credo, e la storia della letteratura, che dimostra sempre tutto il contrario di tutto, però in maggioranza lo dimostra, non credo che per scrivere con cognizione di causa e restituire un'emotività di un luogo o di un'esperienza bisogna per forza esserci nati o averla fatta. Bisogna avere cura e studio, e quindi io su questo ho cercato di muovermi in una maniera molto precisa, ma lasciando filtrare poi la naturalità del luogo, e questo mi sembrava il miglior modo di averne rispetto, perché è un luogo che ne incute molto. Quando il respiro si è calmato, mi sono tolto la maglietta e ho infilato la testa sotto la fontana. Capelli e barba bagnati. 2 bambini in bicicletta mi sono sfrecciati vicino e mi hanno gridato lardone. Poi la chiamano l'età dell'innocenza. Ho scosso i capelli in aria, come fanno i cani dopo il bagno, e appena ho smesso di gocciolare mi sono incamminato di nuovo per quelle stradine vuote e ordinate. Stavolta non alla cieca, ma seguendo un percorso che ricordavo a memoria e che non avevo mai dimenticato. Era il giro che d'estate io e mia mamma facevamo la sera, col buio già fitto, passando davanti ai giardini profumati di fiori. La mamma si portava un paio di cesoie, mi ordinava di fare il palo e rubava, secondo la stagione, qualche ramo di sicomoro, di rosa, un ciuffo di peonie, di lavanda. Tornava a casa eccitata da quelle innocue rapine, metteva i fiori in una brocca che era già stata di sua madre e il giorno dopo copiava a matita quei bouquet sul suo blocco da disegno. Il giro finiva davanti al cancello di casa nostra e così ho fatto anch'io.
Sono entrato di corsa, interamente preso dal pensiero di ritrovare quei disegni. Ho messo sottosopra tutti i cassetti della cucina, quelli del comodino e del cassettone della sua camera, ma niente. Per la sua storia, per la sua realtà di confini nel tempo, Friuli Venezia Giulia è una terra di memoria e il libro, il lungo racconto di Balzano ci porta appunto dentro i meccanismi della memoria, la loro importanza e ci fa immaginare che possiamo ritrovare nella nostra terra una possibilità di approfondire chi siamo, anche se non siamo friulani.